provate a prenotare una visita di qualsiasi genere, di qualsiasi specialità, e poi, quella è la realtà. La realtà è che purtroppo le liste d'attesa sono lunghissime, non riguarda solo i controlli, ma anche dei soggetti che hanno bisogno in tempi brevi e medi, che non si riesce a dare risposta. Una volta c'erano i cosiddetti galleggiamenti in cui il paziente telefonava al CUP, il CUP prendeva in carico il paziente, poi lo richiamava e quando c'è la possibilità lo rimetteva nel circuito delle visite. Adesso i pazienti non vengono più presi in carico, gli si dice al paziente di richiamare se non c'è posto, quindi il paziente passa 1, 2, 3 settimane, 3 mesi. Antonino Pipitone di Padova Bene Comune, prima di tutto è medico e così spiega quello che accade quando si cerca di prenotare una visita nel pubblico. La realtà delle liste d'attesa è meno rosea, soprattutto per chi non ha un'alta priorità. Quelle entro 90 giorni sono state ridotte del 62%, ma in tanti ancora fanno fatica a prenotarle. Le strade sono due: una, andare nel privato, come succede ormai in gran parte di chi può pagarsi le cure, va direttamente dal privato, non sogna più di andare dal pubblico, cosa che ritengo molto grave. E l'altra questione è che alcuni tantissimi escono fuori dal circuito delle cure sanitarie pubbliche, che è un problema enorme. Le liste d'attesa per le prestazioni da erogarsi entro 30 giorni sono state ridotte dell'83%. Io non voglio contestare i dati dell'ULSS della regione, che saranno veri, non voglio dire che dicono sciocchezze, che non è onesto questo. Voglio dire che una cosa sono le statistiche, una cosa è la realtà, che è ben diversa dall'immagine, dalla notizia che passa che le liste d'attesa sono abbattute. La notizia riguardava le liste d'attesa per le urgenze, per le priorità più importanti, ma noi non abbiamo mai abbandonato i pazienti urgenti, quindi non è quello il problema. Per Pipitone la soluzione è quella di investire sul territorio con l'assunzione di nuovi medici specialisti. Io penso che bisognerebbe investire tanto sul territorio, proprio sugli specialisti che lavorano, sugli specialisti, sugli ecografisti, su chi fa i Doppler, eccetera, sul territorio, perché oggi questo, nonostante le grandi parole, non avviene.